Oggi al Museo Naturalistico del Territorio Sagorona Arrubia si parla di giganti, parliamo di giganti di Montibramma e abbiamo due ospiti importantissimi. Carlo Tronchetti, che iniziò gli scavi e li scoprì 30 anni fa, quindi il passato, e abbiamo il futuro. Gaetano Ranieri, che con le sue tecniche di indagine con il georadar riesce ad andare a vedere ciò che c'è sotto il suolo e dà delle indicazioni agli archeologi su dove andare a scavare. Il presente e il futuro, ma anche le nuove sorprese che verranno raccontate nel convegno odierno. Professor Tronchetti, lei ha iniziato gli scavi a Montibramma, è stato uno dei scopritori. Beh, lo scopritore no, erano già state scoperte in precedenza, c'era stato già il mio predecessore in soprintendenza, Alessandro Bedini, che aveva scavato, poi aveva scavato il professor Lillio. Diciamo, io ho avuto la fortuna di essere quello incaricato dello scavo in quel settore quando uscirono fuori ritrovamenti tali che resero necessario uno scavo integrale per quello che si conosceva allora. Come funzionava un cantiere archeologico allora? E allora il cantiere archeologico funzionava con un archeologo ufficiale, che ero io della soprintendenza, e avevo due giovani archeologi appena entrati che dovevano fare, diciamo, addestramento sul cantiere, un laureando, che adesso è il professor Raimondo Zucca dell'Università di Sassari, 6 operai e un assistente tecnico che si occupava della logistica del cantiere. Il resto facevo tutto io, il giornale di scavo, fotografie, disegni, rilievi, tutto con le rollette a mano da 20 metri, il filo a piombo, la livella a bolla, era estremamente, diciamo, artigianale a quei tempi. Certo che oggi ne sono cambiate di cose. Oggi sono cambiate di cose fortunatamente, ho visto le tombe scavate dagli antropologi con le tute in modo da non contaminare i resti, noi prendevamo tutto con le mani, l'avvolgevamo in carta di giornale, in sacchetti di plastica, quindi anche i risultati che si possono trarre ora dalle analisi delle ossa scavate allora, insomma, sono abbastanza opinabili, bisognerà aspettare gli interventi sul materiale trovato adesso. Allora si sarebbe aspettato il successo che i giganti hanno avuto oggi? Sinceramente io pensavo che la zona non potesse essere molto fruttifera di altre tombe, perché avevo fatto dei saggi a scacchiera nel territorio intorno, e uno che ho fatto era distante esattamente 1 metro dall'età che hanno trovato adesso, e quindi pensavamo che lì non ci potesse essere altro, però voglio dire, noi non sappiamo cosa c'è sottoterra, se lo sapessimo saremmo indovini. Certo, grazie. Quali sono le nuove tecniche che aiutano gli archeologi alla ricerca, insomma, dei reperti? Principalmente le tecniche geofisiche che consentono di indagare il sottosuolo con grandissimo dettaglio, con grandissima precisione, e mettere in evidenza le strutture che noi chiamiamo anomalie, perché sono dovute probabilmente all'uomo, quindi non sono naturali. Poi tutte le nuove tecniche della fisica che stanno nascendo, che possono essere utili all'archeologia per capire, per datare, per cercare di capire anche la parte che riguarda, per aiutare nello scavo, quindi anche nella logistica dello scavo, e quindi è non una rivoluzione, perché queste tecniche, come noi abbiamo visto, si stanno diffondendo dovunque, quindi l'archeologo, anche l'archeologo dovrebbe averne una coscienza proprio immediata, nel senso che l'archeologo dovrebbe studiarle. È colpa delle università, colpa anche dei sistemi rigidi universitari che non consentono di avere immediatamente un trasferimento alle nuove giovani leve. È come la medicina, il chirurgo prende e sa ordinare di fare la radiografia, sa ordinare di fare le analisi prima di operare.
se lei con le sue tecniche di indagine fosse stato presente 30 anni fa, che cosa sarebbe successo a Montepramo? Mentre si scavava, dove io avevo detto che c'erano le tombe, abbiamo messo anche in evidenza una cosa che ci sembrava un po' strana, ed era lo scavo, che poi abbiamo saputo, era lo scavo che aveva fatto Carlo Tronchetti tanti anni prima. Si vedevano delle diversità tra le tombe e lo scavo fatto, perché la terra era, anche se da tempo, smossa, e quindi i segnali che a noi arrivavano erano diversi. Certamente andare così alla cieca, anche se con l'intuito di Carlo Tronchetti, che sapeva che da quella parte poteva esserci qualcosa e quindi aveva fatto uno scavo, ma è come cercare un ago in un pagliaio, perché in un volume immenso andare a fare uno scavo non poteva trovarlo se non casualmente. Se lui fosse stato più fortunato, avrebbe trovato prima quello che noi abbiamo trovato oggi. Quali segreti nasconde la collina di Monteprama? La collina di Monteprama è tutto il territorio che va fino praticamente mezzo Sinis, ci parliamo, perché dalle indagini che io ho fatto, camminando qua e là, perché non potevo andare se non nei terreni delle persone che avevano consentito di accedervi, ci sono dai 30 ai 40 ettari che sono, tra virgolette, io dico da deformazione, da ingegnere minerario, mineralizzati, cioè hanno un giacimento culturale. Si vede che c'è qualche cosa di strano che non è geologico, perché strutture allineate o rettangolari non si possono pensare, potrebbero essere qualcosa di 100 anni fa, 200 anni fa, ma non sembra che ci sia stato nessun altro intervento dopo i giganti, se non di romano o cartaginese o fenicio. Quindi sempre roba di certo interesse archeologico. Grandi sorprese? Le sorprese sì, l'unico problema è che bisogna organizzarsi per questo, perché le sorprese possono essere, bisogna fare una cosa assolutamente nuova, inedita anche nel campo nazionale o mondiale, cioè di tutta un'area occorre pensare, forse di mezza Sardegna, occorre pensare a un grande parco archeologico in cui ci sono attività di tipo scientifico, attività di tipo umanistico, attività turistiche, attività normali della vita di tutti i giorni, cioè occorre pensare un sistema integrato che porti ricchezza, che porti lavoro. Oggi è la cosa prima che stiamo chiedendo tutti, questo è davvero il Jobs Act della Sardegna, potrebbe essere. Quindi non solo fondi alla cultura, ma la cultura che poi restituisce quello che si investe in cultura. Sì, la cultura è il veicolo per il futuro, la ricerca è il veicolo per il futuro. Noi stiamo mortificando la ricerca, questo è un grido che lancio, perché stiamo mortificando la ricerca scientifica, umanistica, la stiamo mortificando. Prima di tutto mettendogli dei lacciuoli incredibili che non dobbiamo liberarla la ricerca. La ricerca deve volare, perché solo così noi possiamo rimanere vivi. E noi del Museo del Sa Corona a Rubbia ci uniamo al suo grido volentieri, a grande voce. Grazie.